Ciao a tutti, sono Claudia e sono autodeterminata dal 2021 con i Venetkens. Sono stata invitata da un'amica a partecipare ad un incontro informativo, grazie al quale ho conosciuto i Venetkens for Freedom Front, fronte di liberazione della gente veneta. Per me è stata un momento molto importante. Grazie a Christian che ha relazionato, ci ha raccontato la storia del Veneto, della nostra gente, storia che non conoscevo, storia che ci è stata nascosta per tantissimi anni. Mi ha aperto un mondo diverso, mi ha fatto capire quali soprusi abbiamo dovuto subire, la nostra gente ha sopportato e quindi mi ha aperto le porte per dire: finalmente possiamo lottare per la libertà. Posso dire che risalendo al ramo genealogico che mio padre una volta ha voluto approfondire, la storia della mia famiglia risale al 1154, veneti da centinaia e centinaia di anni. Questo mi ha sempre reso orgogliosa, anche se, e lo dico a malincuore, per molto tempo mi sono sentita italiana perché per una educazione ricevuta in famiglia, per il lavoro che faceva mio padre, perché era stato un alpino che ha lottato durante tutta la guerra e anche dopo, ma soprattutto ha lottato per la libertà delle persone, pur facendo un lavoro poco apprezzato o criticato, perché era un poliziotto, ma l'ho sempre stimato perché era una persona profondamente onesta. L'onestà è il valore più grande che mi ha insegnato, ma soprattutto non negare mai i miei principi che sono sempre stati fondamentali, soprattutto in un periodo tanto difficile come quello del lockdown, dove ci costringevano a rimanere chiusi in casa, cosa che non ho mai fatto. Io amo troppo la mia indipendenza, la mia libertà, lo faccio tuttora. Un piccolo aneddoto: mi è arrivata 3 volte la multa perché non mi sono vaccinata. Possono mandarmene 100, le restituisco, perché tanto quello è un percorso che non farò mai, perché come ex infermiera so quante bugie c'erano dietro. Ora sono anche felicemente bisnonna di un delizioso bambino di 11 mesi e quindi lotterò sempre, soprattutto per lui, per i miei nipoti, per i miei figli, per la gente che mi circonda, per poter liberare tante teste dalla non conoscenza. La gente ha paura di ritorsioni, ha paura di rivalse e questi timori fanno abbassare la testa. Non è abbassando la testa che si raggiungono i propri scopi, le proprie mete. Non possiamo farlo nel modo più assoluto, perché altrimenti continueranno a calpestarci, a ridurre quindi la nostra libertà. Con i Venetkens ho scoperto un mondo che mi era sconosciuto: leggi, informazioni, decreti, cosa è legge, cosa non è legge. La maggior parte della gente non lo sa. Seguendo i corsi legge, seguendo gli incontri informativi, i video ci descrivono in un modo veloce, semplice e ci danno tutte le informazioni per aprire gli occhi. Se vogliamo la libertà, informiamoci. Nascondere la testa nella sabbia non porta assolutamente a niente. Se ci sono arrivata io che ho 75 anni, ragazzi, datevi da fare, svegliatevi tutti.